Spotify ha rilasciato un nuovo tipo di ascolto audio. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Nella musica ci sono diversi tipi di formato audio, che significa che un brano tu puoi ascoltarlo in un formato piuttosto che in un altro, piuttosto che in un altro. Qual è la differenza? La differenza è il peso. Quindi se noi ascoltiamo un formato audio, una traccia, che ne so, un MP3, pesa 3-4 mega. Se noi ascoltiamo un formato che non è MP3 ma AAC, potrebbe pesare 10 mega e poi fino ad arrivare a un formato vero e proprio, quello insomma non compresso, quello originale, dove pesa sugli 80-90 mega anche una traccia. Ovviamente, vivendo nel mondo di internet, dello streaming, non possiamo portare queste tracce così pesanti in un software di streaming musicale. Oggi si può perché abbiamo le connessioni super veloci, ma una volta, pensate negli anni 2000, quando c'era il modem, 56K, non si poteva portare e quindi c'è stata la necessità di ridurre un brano, un file, ecco perché nasce zip, tutte queste cose, per varie cose, ma la compressione insomma è uno studio molto approfondito. Io ho fatto un video sulla compressione dei dati musicali, sulle tracce, poi vi lascio il link in descrizione. Comunque torniamo al nostro problema. Il problema è che attualmente Spotify rilascia il formato AAC, quindi noi ascoltiamo le tracce nel formato AAC, significa Advanced Audio Codec o Coding, non ricordo. Mentre ora rilascerà le tracce audio anche in formato FLAC, che significa Free Lossless Advanced Codec. Quindi la parola stessa, Advanced, che significa questi sono due tipi di formati, sono entrambi compressi, attenzione, sono dei formati compressi, quindi comprimono delle informazioni. Però il primo AAC è con perdita di informazioni, infatti si chiama LOSSI. Il secondo FLAC è un formato compresso ma senza perdita di informazioni, quindi si dice lossless, ok? Senza perdite, meno, insomma. Ci siamo, quindi i formati compressi possono essere di due tipi, con perdita di informazioni e senza perdita. Quindi ci sono questi formati compressi. E poi ci sono i formati non compressi, quelli senza perdita, cioè quando vai in studio, tu registri una traccia, esce, insomma, lì 100 mega di file e tu hai la riproduzione di quei 100 mega. Ok? Quindi Spotify rilascia questo nuovo formato, che è una cosa molto per gli audiofili o per quelli che sono appassionati veramente di musica, è una cosa molto importante perché tu puoi ascoltare un brano senza perdita di informazione e quindi magari per chi è sensibile a alcune frequenze sente meglio alcuni suoni. Qual è il problema? Che se noi ascoltiamo un brano in delle cuffiette non sentiremo la differenza tra un brano MP3, AAC, FLAC insomma non lo sentiremo mai, a meno che la qualità è alta, bassa. Se lo sentiremo in impianti come hi-fi di alta produzione oppure in delle cuffie specializzate, monitor da studi, dove tutte le frequenze vengono rispecchiate, quindi noi sentiremo tutte le frequenze in maniera distinta, allora lì l'ascolto si sente, è un ascolto più, insomma, più vero, più immersivo, più, non dico centrale o stereofonico perché sono le parole sbagliate, però è più vicino alla qualità audio quello originale, ok? Come se avessimo una band che suona proprio di fronte a noi, sentiremo tutto. Certo, magari equalizzata e mixata bene, così. Quindi questa è una cosa molto importante per Spotify, perché insomma rilasciare un ascolto audio più professionale possiamo avere un altro tipo di ascolto, soprattutto per gli amanti della musica e quelli che insomma sono sensibili a queste nuove tecnologie. E niente, spero di avervi detto tutto e se avete domande sono qui. Ok? Ciao. Ah, a proposito, fra un mesetto uscirà un mio nuovo libro dove parlerò anche di queste cose, quindi poi vi farò sapere così lo comprate.